Ben ritrovati dalla redazione. Il vertice tra il presidente Federica e la premier Meloni, che si sarebbe dovuto tenere oggi, è stato rinviato. In una nota diramata ieri dallo staff della stessa Meloni si legge infatti che la Presidente del Consiglio ha annullato tutti gli impegni in agenda previsti per la giornata di oggi, compresa la sua partecipazione al Festival delle Regioni che si tiene a Venezia. La decisione, è stato spiegato, è stata presa a causa di uno stato febbrile che la costringe a riposo. Intanto il Presidente Federica incassa la decisione del Consiglio dei Ministri che ieri, nonostante il voto contrario dei ministri della Lega, ha impugnato la legge approvata dalla provincia di Trento per il via libera al terzo mandato, una decisione, quella del governo, che gela forse definitivamente le speranze della Lega e di Forza Italia del Friuli Venezia Giulia di poter introdurre nella prossima legge di riforma elettorale il terzo mandato. Il gruppo Roncandin annuncia il suo disimpegno nell'acquisire il ramo d'azienda Tirso e nel garantire la salvaguardia industriale e occupazionale del sito di Muggia. Lo comunica una nota della Regione, che ha preso la notizia da una comunicazione formale del gruppo stesso. Piombano di nuovo nell'incertezza i 170 lavoratori della fabbrica tessile, per 80% donne, e con una media di 52 anni di età, venendo a mancare l'impegno a rilevare il sito produttivo da parte dell'azienda leader nella produzione di pizze surgelate di qualità. Cronaca urta: un'anziana le ruba il portafoglio, borseggio in piazza Monfalcone. La ladra ha simulato uno scontro accidentale. La settantenne ha riconosciuto l'autrice del colpo, che a quel punto si è data alla fuga. La Regione nel 2024 ha varato la legge 28 per lo sviluppo del comparto nautico. A gennaio 2025 è entrata in vigore e diventerà operativa nel secondo semestre dell'anno. A dare l'annuncio l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Midiobini a un convegno a Marano organizzato dall'UNASCA, dedicata al ruolo dello sportello telematico del diportista e la nautica da diporto in Friuli Venezia Giulia, nell'ottica dei nuovi documenti per la navigazione all'estero per le barche non targate. Sport basket, un primo quarto shock, poi la più bella Trieste della stagione vola sul parquet della Germani al termine di un match che ne ha esaltato tutte le qualità e il talento offensivo. Espugna il Pala Leonessa 92-103, pareggiando la serie e riprendendosi il fattore campo. Vittoria del cuore per una squadra che ha saputo reagire alla pessima prova offerta in gara 1, portando 7 uomini in doppia cifra, con Kandus Yutov grandi protagonisti della sfida. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo coperto sulla zona montana, nuvoloso in pianura e variabile sulla costa. In mattinata su tutta la regione possibili piogge da deboli a moderate, poi dal tardo pomeriggio in montagna si potranno sviluppare rovesci e temporali che potrebbero coinvolgere anche l'alta pianura, specie quella pordenonese, venti a regime di brezza. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 13 e 16, le massime fra 19 e 22 gradi, sulla costa minime fra 16 e 18, le massime fra 18 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e Fevuggi Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.